È l'ultima di campionato questa. L'ultimo passo, l'ultimo tassello deve essere posato. Il tassello per arrivare ai playoff. Passa tutto da qui, da questa partita. Da un lato la Rotoblast, dall'altra una squadra forte che però non ha più nulla da chiedere a questo campionato. È un sogno quello del Volano, arrivare nell'anno del 33esimo anniversario della società ai playoff promozione che potrebbero valere la Serie A2. E io dico a tutti insieme, non svegliateci da questo sogno, vogliamo continuare a sognare. Il sogno è quello di prenderci i playoff. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palantenore di Padova. È la 26esima e ultima giornata del campionato del Consorzio Padova e la Rotoblast Volano Volley. La Rotoblast è terza in classifica, 2 punti di vantaggio sull'Arena Volley Team Verona, 3 punti sul Duetti Giorgione, 4 sulla Duna Volley Team. Quindi pochi sono i calcoli da fare. La Rotoblast, per essere sicura di andare ai playoff, deve vincere per 3-0, 3-1 o 3-2. Al limite potrebbe anche perdere al tie break, ma deve sperare che l'Arena Volley non faccia il punteggio pieno, che quindi deve sperare che perda al tie break per mantenere quel punticino di vantaggio. Deve però sperare, scusate, che vinca solo al tie break, mentre in caso di sconfitta di 3 punti, quindi che arrivi solo a 0, quindi che non porta a casa punti, deve augurarsi che l'Arena perda al tie break e anche che Giorgione non riesca a vincere per mantenere i 3 punti di distacco. Tanti sono i calcoli da fare, li abbiamo provati a fare tutti, ma ovviamente alla Rotoblast serve una bella vittoria che potrebbe dare morale. Sicuramente la Rotoblast potrebbe chiudere al massimo al terzo posto se dovesse vincere ovviamente la partita. Non può andare oltre il terzo posto perché Nardi anche in caso di sconfitta manterrebbe 2 punti di vantaggio sulla Rotoblast perché al momento in classifica è a 5 punti indietro. Allora, saluto i miei compagni di viaggio. Intanto qua le pallonate volano da tutte le parti, infatti vedete come si gonfia la rete, come direbbe il grande Raffaele Auriemma, storico telecronista di Napoli, che dopo 33 anni ha visto la sua squadra del cuore vincere lo scudetto. Quindi saluto i miei compagni di viaggio. Andrea Zeni, il nostro scoutman, provato da questa stagione, chissà che non sarà provato ancora in eventuali playoff, perché secondo me, ve lo dico, io dico sempre che arriva il tie break dovete chiamare un'ambulanza, ma mi sa che l'Andrea Zeni, il nostro scoutman, potrebbe arrivare, se va ai playoff potrebbe avere un infarto già alla prima giornata. Saluto anche il mio compagno di viaggio che ormai è un abitué ormai, Fabrizio Saba, e grazie alla collaborazione tecnica di tutta l'attrezzatura di Alan Berloffa è stato possibile rendere il collegamento che vedete qui. Allora, non ci sono tante altre cose da dire, io devo dire che è stata davvero una bellissima stagione, forse anche inaspettata per le ragazze della formazione di Luca Parlatini. Dicevo, anche da questo lato devo dire che è stata una bella stagione da parte del Volano Volley, un miglioramento noto per le due società. Sicuramente bisogna sperare che in cuor mio spero che possa arrivare la tanto agognata qualifica ai playoff, che vorrebbe dire per noi tornare ai playoff dopo 2 anni, perché vi ricordo che nella stagione 2021 noi abbiamo disputato la prima storica playoff promozione. Abbiamo affrontato la prima storica qualificazione ai playoff andando ad affrontare l'Arena Volley, che ci ha battuto nella serie, ma che però ci ha lasciato una bella soddisfazione di avercela fatta. Quindi l'obiettivo in cuor noto, e penso anche dei tifosi, è quello di riappropriarsi dei playoff. Staremo a vedere come andrà. Intanto chiamate tutti i vostri amici a casa e preparatevi a seguire questa importantissima partita che vale, come detto, i playoff. Allora noi prendiamo io direi che adesso lasciamo andare un po' il sottofondo musicale e torniamo tra poco per l'inizio della partita.
Dopo il mini spot riapriamo il microfono dal Palantenone di Padova. Clima infernale qui al Palantenone perché è veramente un caldo bestiale. Allora, si è tolta la rete, quindi adesso potete vedere il bel campo adesso in bella vista, perché prima avevate la rete. E adesso inizio ad aver paura per il mio computer. E l'Alan Berlofa Production ricomincia a suonare. E allora ragazzi, in bocca al lupo. Regalateci questo sogno come piace, come l'avete definito voi. Allora, Cramerotti giocherà sicuramente nel ruolo di schiacciatore perché abbiamo qualche problemino con gli schiacciatori. Emma Orlandini che sta ancora recuperando dall'acciacco fisico. Siamo quindi pronti allora. Dicevo che deve recuperare da qualche acciacco la schiacciatrice Orlandini. Intanto credo che Cramerotti, credo che una tra Galbero o Cramerotti prenderà la maglia del libro. Si allungano i tempi per l'ingresso in campo. Sono abbastanza sciolte le ragazze del Volano Volley. Eccola qua infatti. Non si sta capendo niente. Non si sta capendo. Allora, mamma mia, non si sta capendo niente qua con questa maglia capovolta, quella. Oddio, ragazzi. Ragazzi, non so voi, ma io ho una tensione che ne basta meno della metà. I due arbitri sono Andrea Michele Aleo di Caltanissetta e Sara Gagliotti di Brindisi. Tanto si allunga l'attesa, ragazzi. Io ho sofferto di meno a guardare le partite di Serie A oggi. No, è perché la 5 sarebbe il libero in realtà, ma oggi gioca nel ruolo di schiacciatore, quindi la Galbero sta prendendo la sua maglia, però ovviamente anche quello al numero 5. Sta allungando l'attesa, ragazzi, veramente non è.
Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, credo. Mamma. Maglia Galbero a Cramerotti. Comunque Galbero dovrà giocare con la maglia capovolta. Oh. Attenzione, Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, non ho mai visto un'attesa così lunga per le presentazioni. Infatti, sono le 20:31. Vediamo. Continuano il dialogo tra coach Parlatini e il team manager Matricardi col primo arbitro Aleo. Mamma mia. Mamma. Io non so veramente cosa dire, ragazzi. Io sono qua in attesa. Non so, riesco a capire. Mamma mia. Vediamo se forse stanno per scendere in campo. Ancora un altro cambio di mano. Oh, forse si inizia. Scendono in campo, ok. Allora sicuramente il Rotoblat non perde a tavolino la partita. Allora perfetto, confermati gli arbitri, fischio sotto rete, quindi allora possiamo confermare che la Rotoblat per questa perdita di tempo non perde a tavolino la partita, quindi al momento i playoff sono giocabili ancora. Beh, battuta il tempo, perché esattamente 4 minuti fa la partita doveva cominciare.
Allora ci siamo. Dopo una lunga attesa. Al momento niente, nessuna sorpresa dal lato della Rotoblat. Siamo quello di Consorzio Padova. E allora ci siamo. Niente sorpresa anche dal lato Colle Consorzio Padova, che ha schierato ancora il suo sestetto. E allora, ragazzi, chiamate i vostri amici a casa. Questa è l'ultima giornata di campionato, esclusi i playoff, ma non è ancora nulla di concreto. Primo servizio è per il Colle Consorzio Padova. Giuditta Romano al servizio per la formazione allenata da Lorenzo Amaducci. Pronta Romano. Battuto. Riceve Bellini. Braida nel lato di De Val. E il primo punto è della Rotoblat, 1-0. Portato a casa dalla formazione di Luca Parlatini. Jessica De Val, la nostra capitana al servizio. De Val, pronto il suo servizio, battuto. Ha ricevuto Comotti. Il palleggio proprio di avanzo. Subito Braida dall'altra parte, però c'è stata la difesa di Boscolo. Attacco murato. Monster block, monster block, monster block. Credo dal numero 12 Boscolo è stata murata da Braida. 2-0 Rotoblat. Jessica De Val al servizio, ancora lei. Battuto. Riceve avanzo. Tentativo dall'altra parte vincente di Federica Nonnati. Quindi primo punto anche per il Colle Consorzio Padova. Al servizio va la numero è nascosta dalla rete, dalle maglie avversarie. La numero 11 Nonnati. Servizio out. Oltre il fondo campo da Nonnati, proprio l'autrice dell'ultimo punto, che ha regalato il terzo punto alla Rotoblat. Federica Braida al servizio. Federica Braida. Servizio battuto. Con l'ausilio del Nether ha ricevuto Urbinati.
Tentativo di avanzo, difende proprio Braida. Piero Boni in bug nel lato di Bellini che attacca impallonito ma difende Nonnati. Il palleggio di Colombano non è vincente per l'attacco di avanzo. Attenzione, Bellini difende Urbinati con un bel slancio. Colombano volta una pezza. Pallonetto. Manetti. Braida all'indietro Manetti. Tentativo di invasione che... Ah, ecco. Invasione fischiata ad Aduna. 4-1. Fischia la guida vista dal secondo arbitro Gagliuti. 4-1 Rotoblat. Ancora Braida al servizio. Braida. Servizio battuto. Out il servizio di Braida. Va a spegnersi oltre la linea di fondo campo. 2-4 punteggio. Ora al momento. Adesso al servizio Martina Avanzo per la formazione violetta di Padova. Fischia l'arbitro Michela Leo. Servizio di Avanzo che si infrange sul net ma va nella metà campo della Rotoblast e ci pensa decisivo di questa azione. 5-2 il punteggio. Alice Bellini al servizio per la Rotoblast. Pronta Bellini. Servizio battuto. Out di poco. 3-5 il punteggio ora. Al servizio Elena Boscolo per Colle Consorzio Padova. Pronto Boscolo, battuto. Riceve Piero Bon. Braida al centro Manetti. Manetti 2 volte. Cose peggiori. Infatti c'è la free ball di Avanzo che però è una free ball. Braida. Lato Petruzziello. Vincente Petruzziello. 3-3 punteggio al momento per la formazione biancorosa di Luca Parlatini. Giulia Manetti al servizio. Battuto. Ricevuto Ulbinati. Tentativo di Nonnati, esatto, difeso da Braida. Petrussiello attacca ed è vincente. Nulla da fare per Avanzo. 7-3 il punteggio. Forse arriverà il time out da parte di Amaducci. Smart Sound. Di nuovo in diretta dal Palantenone di Padova. 7-3 il punteggio a favore della Rotoblast nel corso del primo set di questa 26esima giornata, capitolo del campionato di Serie B1 Girone C. Giulia Manetti, servizio battuto. Ha ricevuto Comotti. Difende Manetti, Braida. Petruziello da ferma. Ulminati, ma forse era dietro l'asta. Infatti chiamata adesso. 8-3 il punteggio. È passata dietro la rete, quindi quinto più 5 adesso per la Rotoblast. Giulia Manetti ancora nel servizio, battuto, stavolta è out. 4-8. Al servizio, credo sia la capitana
Sara Colombano al servizio, la palleggiatrice di Padova. Battuto il servizio, Bellini in difficoltà, attacca subito. Ad una Padova 5-8. Sara Colombano al servizio, ancora lei. Ora sono 3 i punti di differenza. Ad una, battuto questa volta su Piero Bon. Braida nel lato di Orlandini. E il punto di Orlandini vincente, 9-5. Primo punto anche per Emma. Carlotta Petruzziello al servizio. Carli, battuto. Urbinati, arriva l'Ace! 10-5. Nuovamente la Carli in battuta. Andiamo, Carli, servizio battuto. Sempre su Urbinati che questa volta riceve bene. L'atto vincente di Comotti che batte la difesa di Piero Bon che non può nulla. 6-10. Federica Comotti al servizio per il Colle Consorzio Padova. Inizia adesso la 17ª. Riceve Bellini. Molto bene, Braida nella Orlandini. Ancora mani out di Orlandini. Benissimo, 2 punti per Emma Orlandini. 11-6. Pronta Orlandini al servizio. Fischia il primo arbitro. Pronta calciatrice toscana. Battuto il servizio su Urbinati. Tentativo out. Non c'è il tocco. 12-6. Ancora Orlandini al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Battuto il servizio, ha ricevuto lungo il Deval subito. 13-6. Pronto forse il secondo time out per Amaducci? No. Va ancora a spiegare l'eccezione sbagliata della Consorzio Padova. Regalato a Deval il pallone del 13-6. Colombano. Mani out. Mani out, sì. 7-13. Quindi Giuditta Romano al servizio. Completato il primo giro di Colle Consorzio Padova. Adesso ritorna a servire Giuditta Romano. Parte il servizio. Ha ricevuto Bellini. Braida. L'atto Bellini che attacca Murata. Bellini ha difeso però Orlandini. Ancora Bellini. Ancora una volta Murata. Ancora su Bellini che questa volta passa ed è vincente. 14-7. 3 tentativi di Bellini. Il terzo è andato a buon fine. E vale il 14° punto per il Volano Volley. Vediamo Deval. Servizio battuto. Ha ricevuto Comotti. Subito vincente il tentativo di Elena Boscolo. Nulla da fare per Deval. 8-14. Rientra Piero Bon per Deval. Federica Nonnati al servizio. 8-14. Nel corso del primo set. Servizio battuto. Braida. Dall'altra parte Orlandini c'è la free ball. Luna che proverà a sfruttare. Difesa di Piero Bon. Boscolo. Colombano al centro, pallonetto. Difende Orlandini. Il tentativo di Comotti. Bellini attacca. È stato difeso sempre da Comotti. Murata. Braida. Monster block. Monster block.
Pronto al servizio la Rotoblast con Federica Braida. Pronta Federica, servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Rischia il primo arbitro ed è pronta la battuta di Braida. Servizio battuto. Ricevuto avanzo. Free ball concessa da Nonnati. Braida. Petruzziello. Mani out di Petruzziello. Vale il 16° punto per la Rotoblast. Time out per Lorenzo Amaducci. Sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal Palanternone di Padova. 16-8 il punteggio in favore della Rotoblast. Federica Braida al servizio. Tutto servizio con l'audio del net. Avanzo, attacca Murata, avanzo però Urbinati in free ball. Subito Bellini. Brava Bellini, ha provato. 7-8. Siamo nel corso della 25esima azione di gioco, nel corso del primo set. Braida al servizio. Pronta Braida, battuto il servizio un'altra volta, battuto su Urbinati. Avanzo, attacca, difende Piero Bon. Palla per Braida. È andata bene a Giulia Manetti, perché questo non è stato un bel palleggio di Braida, però tutto fa brodo. 18° punto per la Rotoblast. Saluto anche le mie amiche qua vicino a me, le gemelle Calza Miori, Paoli e anche Cramerotti, che se no dopo mi menano e non sogno di essere menato da delle ragazze che sono molto attaccate alla mia fidanzata. Allora, c'è stato un cambio tra le file del Colle Consortio Padova. È entrata Attolin e credo sia uscita Avanzo, se non erro. Braida servizio battuto. Stavolta è auto in servizio. Finisce qui il bel break della Rotoblast. Comunque molto buono. 9. Pronto al servizio. Martina Avanzo. Quindi non è lei che è uscita. Provo a controllare chi è uscita. Tutto out. Quindi punto per la Rotoblast. 19-9. Proteste della Duna Padova, ma la palla era out. Invece non era out. Facciamo gli sportivi, ma era dentro. Buono il servizio di Bellini. Punto vincente di Alissa Azzolin. 10° punto per Aduna Padova. Comunque la palla era in campo, quella lì. Deve anche essere sportivi. Elena Boscolo al servizio. 19-10 il punteggio per la Rotoblast. Battuto. Mamma mia. Servizio out. 20° punto per la Rotoblast. 20-10. Giulia Manetti per la Rotoblast. Battuto il servizio da Giulia Manetti, ha ricevuto Comotti. Pallonetto tentato da Braida in free ball, ma avanzo. Tonina. Bellini a una mano dall'altra parte De Val. Riceve Urbinati. Tonina, scusate.
Orlandini. Bell'attacco di Emma Orlandini. Terzo punto di Orlandini. 21-10. Giulia Manetti al servizio. Battuto. Ricevuto Comotti. Tonina. Tentativo in pallonetto che non va a buon fine di avanzo. Palla out. 22-10. Partita, 12 punti. Al servizio. Servizio pronta. Ancora Giulia Manetti. Vediamo. Ok, vediamo se... Ok, fischia il primo arbitro. Manetti. Riceve Urbinati. Tonina. Lato out. Attacco out di Assolin. Punto numero 23 per la Rotblast. Mancano 2 punti alla Rotblast per vincere questo primo set. Vediamo la battuta di Manetti. Ancora su Urbinati. Tonina. Nel lato fallo di Tonina. Un altro errore del Colle Consorzio Padova che regala un altro punto alla Rotblast. 24-10. La Rotblast adesso ha a disposizione 14 palle set per portarsi a casa il primo set. Manetti servizio. Battuto. Servizio è in campo. 10-6. Finito il secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Di nuovo in diretta dal paratenore di
Padova. Sta per cominciare il secondo set di questa 26esima e ultima giornata di campionato. Riepilogo punti veloci, cominciando dalla squadra del Colle Consortio da Padova. Intanto vediamo il servizio di Orlandini. Battuto il servizio, riceve avanzo. Subito briciolo. Scusate, no, palla out. Attacco out. Attacco out. Ma qua c'era il tocco, secondo me. Se non era in campo, il tocco c'era. Se non c'era il tocco, la palla era in campo. Secondo me 1-0 comunque, punto per... Ancora il servizio di Orlandini che si spegne in rete. 1 pari. Allora, riepilogo punti veloci. Intanto, servizio fidato a Federica Nonnati. Allora, 1 punto per Assolin, 1 per Avanzo, 2 per Nonnati, 1 per Boscolo e 1 per Comotti. 6 punti di squadra, 4 su errore della Rotoplas. Vediamo il servizio di Nonnati che riceve Orlandini. Braida. Lato Bellini che attacca. Tenta l'attacco ma viene difeso da Comotti. Palleggio di Colombano. Attacco murato di Avanzo. Ancora. Ma Avanzo è murata un'altra volta. Punto per la Rotoplas. 2-1. Però fischiata l'infrazione di portata. 2-1 per la Rotoplas. Vediamo allora i punti di squadra del Volano. 2 punti per Deval, 3 punti per Manetti, 1 per Braida, 3 per Orlandini, 5 per Petruzziello, 2 per Bellini. 16 punti di squadra, 9 su errore di Aduna Padova. Servizio di Deval ha ricevuto avanzo. Colombano al centro per Nonnati che attacca con l'ausilio del net, punto vincente. 2 pari. Nulla da fare per Carlotta Petruzziello che non riesce ad arrivarci. 2 pari. Martina avanza al servizio. Battuto. Ha ricevuto Orlandini. Braida. Petruzziello. Mani. Forse non c'era il quarto tocco. C'era il quarto tocco. Attenzione. Bellini in free ball. Braida. Fatto Petruzziello. Difeso. Colombano. No, scusatemi. Aveva difeso Comotti. In realtà 3-2. Vantaggio ad una. Martina avanza ancora lei al servizio. 3-2. Vantaggio per Raduna. Battuto il servizio. Riceve Piero Bon. Un attimo di difficoltà Braida per il Bellini. Attacco vincente. Il punteggio al Parantenone di Padova. Silenzio di tomba. Federica Braida al servizio. Ho la visuale un po' scurata da Nonnati. Vediamo se riesco a vedere il servizio. Battuto il servizio. Urbinati. Niente da fare. Conta Braida ancora lei, autrice del poco fa dell'Ace. Battuto su avanzo. Colombano. Murata! Monster block, monster block, monster block. Ancora Braida al servizio sul 5-3 per la Rotoplas. Volano volley di Luca Parlatini. Servizio battuto. Ricevuto avanzo per Colombano che la passa a Comotti. Ancora Comotti ad attaccare. Detto Piero Bon ha difeso Braida. Petruzziello pallonetto. Urbinati ci ha provato. Niente da fare per la Duna ancora una volta. Sei a 3 il punteggio. Chiedono il cambio di chiede il cambio di campo. Intanto notifica di Windows arrivata a tutto il Palantenone. Avete sentito un
servizio è out. 4-6 il punteggio. Elena Boscolo al servizio. Servizio di Boscolo su Orlandini. Manetti. Attacco in centro vincente di Manetti. 7-4. Bellini. Servizio battuto. Riceve Urbinati. Colombano nel lato impallonito tentato da Comotti, ma è stato difeso da Orlandini. Truzziello ci prova. Un po' sbilanciato. Murata Romano. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. 8-4 per la Roto. Bellini. Servizio battuto, ha ricevuto avanzo. Lunga, provato. Orlandini ma è stata murata. Bellini pallonetto difeso da Comotti. Colombano dal lato. Donnati ma è stato difeso da Piero Bon. Petruzziello out. 5-8. Sara Colombano, la capitana di Padova, al servizio. Battuto il servizio, ha ricevuto Bellini. Braida. Orlandini attacca ed è vincente l'attacco di Emma Orlandini. 9-5 il punteggio ora. Siamo nel corso del secondo set di questa 26esima e ultima giornata del campionato di Serie B1 Girone C. In campo il Colle Consorzio Padova contro la Rotoblast, scusate, Volano Volley. Giulia Manetti al servizio. Siamo sul 5-9 a favore della Rotoblast. Servizio battuto su Urbinati. Colombano nel lato di Nonnati, ma è stato difeso da Braida. Braida che però concede una free ball. Avanzo Colombano, lato murata da Orlandini. Federica Comotti. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Scusate, piccolo inconveniente tecnico. Di nuovo in diretta. Torniamo in diretta proprio con l'ultimo punto. Mamma mia. Allora, scusate. Impegnato un attimo ad ascoltare l'apertura di fianco a me del Consorzio Padova. Tentativo vincente, sì, è vincente di Romano. Tocco c'era, abbastanza evidente. 6-11. Federica Comotti al servizio. Servizio di Comotti battuto su Orlandini. Braida al centro per Bellini. Pallonetto di Bellini difeso da Colombano.
Urbinati nel lato proprio di Nonnati. Difende Federica Braida. Piero Boni in bagar nel lato di Petruzziello che attacca. Difende Comotti con grande impegno. Nonnati si alza la palla, la difende Bellini. Braida. Orlandini, Murata difende proprio Orlandini. Braida di nuovo per Orlandini che attacca Urbinati. Niente da fare. Punto di Emma Orlandini di 12-6. Carlotta Petruzziello al servizio. Pronta la Carli. Servizio battuto. E quasi un ace perché c'è Colombano che evita che la palla potesse andare in pallonetto tentato da Orlandini, ma in dietro da Colombano. Urbinati nel lato di Nonnati. A una mano Orlandini, ma niente da fare. Portata fischiata dalla Rotoblat. Settimo punto per Aduna Padova. Servizio di Romano su Bellini che è stata un po' in difficoltà. Piero Bon concede una free ball. Nonnati attacca un Nonnati, mano out di Orlandini. Ancora Giuditta Romano al servizio. Pronta Romano, servizio battuto. Out? Sì, out. 13-8. Conferma anche di Amaducci, coach di Padova. 13° punto per la Rotoblat, 8-13. Sinceramente dalla mia posizione non riesco a confermarvelo se era out o meno, perché avevo tante maglie davanti alla mia visuale. Orlandini battuto, riceve Roma, avanzo. Urbinati per avanzo. Murata. Quindi nono punto e punto firmato da Martina Avanzo. 9-13. Federica Nonnati al servizio. 9-13 punteggio. Servizio battuto. La palla è out. 14-9. Ancora pallone per la Rotoblat. Jessica De Val, la capitana al servizio. Jessica De Val. Servizio battuto con l'ausilio del net. Colombano subito. Tentativo di Boscolo che non è andato a buon fine. Bellini. Alice Bellini. Ancora De Val al servizio per la Rotoblat. Jessica De Val, servizio battuto, ha ricevuto avanzo il pallone. Colombano, avanzo Murata, avanzo da Federica Braida. 16-9. C'è un cambio per la Duna, entra Sofia Nalin ed esce Martina Avanzo, quindi schiacciatrice per schiacciatrice. Ancora De Val al servizio sul 9-16 per Volano. Servizio battuto. Sembra baciare a sfiorare la rete. Nalin in pallonetto, difende De Val. Braida per lato Petruzziello. Attenzione. Dalla metà campo della Rotoblat di Orlandini. Monetti out. Manetti. Niente tocco di Nalin. 10° punto per la il Colle Contorto Padova. Al servizio va Sofia Nalin. Battuto.
Ricevuto Bellini, Braida. Bellini, difesa Bellini, Murata Bellini. 11° punto per... No, quarto tocco in realtà, non è stato murato. Quindi Sofia Nalin ancora al servizio. Battuto da Nalin, sempre su Bellini. Braida, sempre Bellini ad attaccare. Murata il suo attacco, resta nella metà campo violetta. Tentativo murato. Doppia. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Non so cosa abbia visto l'arbitro. 17-11. Braida, battuto su Nalin. Free ball, meta free ball. Orlandini. Dalla free ball Urbinati. Colombano, Boscolo. In campo la palla di Boscolo. 12° punto per Aduna Padova. Al servizio per Aduna Padova va Elena Boscolo, autrice dell'ultimo punto. Boscolo, servizio battuto. Piero Bonna ha ricevuto. Biellini in difficoltà e quindi concede una free ball Petruzziello. Colombano. Attacco vincente di Comotti, attacco vincente. 13-17. Un altro punto rosicchiato alla Rotoblas. Elena Boscolo al servizio. Ha ricevuto Orlandini. Braida. Bellini attacca. Pallonetto difeso da Nalin. No, scusate, da Colombano. Comotti attacca ma difende Braida. Piero Bon nel lato di Bellini che tenta l'attacco ma difende Boscolo. Colombano. Nonnati con le deviazioni di Petruzziello. Niente da fare per Piero Bon. 14-17. Forse arriverà il time out da parte di Luca Parlatini. Vediamo se chiederà anche il time out Luca Parlatini. Lo vedo già pronto. Eccolo qua il time out sponsor. Nuovo in diretta dal Palanterone di Padova. Primo time out della partita usato da Luca Parlatini sul 17-14 per la Rotoblas. Battuto con l'ausilio del net. 15° punto. Ace di Elena Boscolo. Si accorciano le distanze della formazione di ora Boscolo. Servito battuto. Riceve Piero Bon. Raida. Petruzziello Murata. 16-17. Un altro punto mangiato qua. Il vantaggio bruciato.
Elena Boscolo al servizio. Battuto. Difende Boscolo. Non so se sia passato in mezzo al muro. L'attacco è in campo. Pareggio della Duna Volley. Ci ha pensato Comotti a pareggiare la situazione. Elena Boscolo al servizio, ancora lei. Battuto. Bellini a filo. Mane. 18-17. Alice Bellini al servizio. Fischia il primo arbitro Aleo. Vediamo Bellini. Riceve Urbinati. Colombano. Comotti. Sono alla parità. 18 pari. Sara Colombano, la capitana. Servizio per la capitana Colombano, per la formazione violetta di Lorenzo Amaducci. Tutto il servizio, riceve Piero Bon. Raida. Attenzione, Raida. Orlandini, Murata, difende Manetti. Raida. No, così lunga. Oh, attenzione. Urbinati. Murata. Petruziello. Monster block, monster block, monster block. 19-18. Lui la manetta al servizio. Urbinati riceve il suo servizio. Colombano in bugger. Comotti out. È out l'attacco. 20. Tito battuto da Manetti, ha ricevuto Comotti. 21-18, time out sponsor. Perde il tie break, vero? No, intendo dire. Nuovo in diretta dal 21-18. Servizio battuto. Urbinati, Colombano. Tentativo vincente di Nonnati. Palla in capo 19-21. Federica Comotti al servizio per Pole Consorzio Padova. Servizio battuto, riceve Orlandini. Braila. Petruziello lunga. È andata benissimo a Petruziello. 22-19. Provata e riprovata in allenamento. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio out di Carlotta Petruziello.
Giudita Romano al servizio. Servizio, Giudita Romano, battuto. Bellini riceve, lunga free ball concessa. No. Orlandini in campo. (23-20). Mancano 2 punti alla Rotoblas per aggiudicarti questo secondo set. E ho anche da darvi servito battuto. Ha ricevuto Comotti, Colombano. Pallonetto di Nolin, Bellini, De Vol, Colombano al centro, Comotti. Fallo di seconda linea, ha pestato la linea di seconda. 24. Manca un punto. E un punto lo portiamo a casa. Ho dato una notizia tra poco. Orlandini, servito battuto. Comotti. Free ball per la Rotoblas. Petruziello. Comotti free ball. Petruziello riceve. Braida. Bellini. Out all'attacco di Bellini. E c'è il tocco? Possiamo dirlo! La Rotoblas è ai playoff! La Rotoblas 2-0 su Arena Volley. La Rotoblas è ai playoff! Promozione! È ai playoff! La Rotoblas è ai playoff! Al di là di come va a finire, perché Arena perde playoff! Siamo ai playoff, adesso lo posso dire! Non ve l'ho voluto dire fino all'ultimo! Ma siamo ai playoff! 2-0 per la Rotoblas! Arena 0, Porto 2! Siamo ai playoff! Torniamo ai playoff! Adesso ufficiale! Playoff Rotoblas! Sì, come l'avremmo... Neanche il tempo di vincere questa partita, siamo ai playoff! Almeno confermi, Porto 2, Arena 0, quindi con noi con un punto. E adesso possiamo anche giocare senza paura, senza problemi questo. Scusiamo gli sponsor per i 3 minuti che non vi concediamo, ma però oggi è il momento. È un momento storico per la Rotoblas, nel 30° anniversario, torniamo. Grazie Andrea. Torniamo ai playoff. Dobbiamo solo che essere contenti perché siamo ai playoff promozione. E allora chiedo umilmente scusa agli sponsor. E allora partiamo subito con il riepilogo punti delle due formazioni. Scusate che intanto preparo la grafica. Perché giustamente dall'esultanza mi sono scordato di fare la grafica del secondo set che adesso pubblicheremo. Quindi comunque è ufficiale. La Rotoblas vola e ai playoff promozione. Playoff anche tu. 20-25 playoff raggiunti. Ce l'abbiamo fatta. E al di là di come possiamo giocare questi ultimi, sicuramente i playoff. Un attimo solo che... E adesso torno operativo, eccomi. Allora, intanto per me è una grandissima gioia avervelo potuto comunicare. Però per scaramanzia non ve l'ho voluto dire. Perché ovviamente... Io ho preferito stare zitto fino all'ultimo. Allora,
Jacopo! Playoff! Allora, riepilogo punti. Allora, cominciando con il Consorzio Padova, 1 punto per Attolin, 2 Nalin, scusate, 2 Avanzo, 7 Nonnati, 3 Boscolo, 4 Comotti, 1 Colombano, 2 Romano. Servizio battuto. Primo punto per Padova, 1-0. Ormai però perdere perché i playoff sono stati conquistati. Non l'hanno. Silenzio di tomba adesso. Bene, ho capito. Allora, 20 punti di squadra per Padova, 10 su errore. Lato Rotoplas, intanto il servizio pronto per Padova, battuto Braida. Lato Bellini, Bellini Murata, Braida. Lato De Val che ci prova, difeso da Nonnati. Murata, tentativo di Murata di Nalin, ma non è andato a buon fine. Petruziello, 1 pari. Allora, i punti di squadra volano: 3 De Val, 8 Manetti, 4 Braida, 7 Orlandini, 8 Petruziello, 6 Bellini. 36 punti di squadra, 14 su errori della Duna. Bene, rientriamo in clima partita perché comunque non è finita. De Val, battuto il servizio. Out il servizio di De Val. 2-1. Al servizio Tarangelini. Grande passato in Serie A2 e in Serie A1 per questa esperta centrale, che però la spara in rete. 2 pari. Federica Braida al servizio. Allora possiamo... Adesso la commento anche molto più tranquillamente. Braida, servizio battuto in rete. Servizio di Colombano, battuto. Piero Bon ha ricevuto. Braida, Manetti, Urbinati, tentativo, niente da fare. Ci ha provato anche Comotti. 3 pari. Bellini al servizio. Bellini, servizio battuto. Difesa di Bellini, Braida. Attenzione, Manetti a pugno. Piero Bon dall'altra parte. Urbinati, Colombano, attacco vincente di Orlandini ha ricevuto il servizio di Comotti. Petruziello, 4 pari. Giulia Manetti al servizio. Giulia Manetti al servizio. In rete il servizio. 5-4. Orlandini, Muratta, Bellini, poi Robon dall'altra parte. Angelini in bagger.
Oh, la, ci ha provato. Tentativo di Comotti, però Braida. Petruziello 6-5. Grande Fiera, grande Fede, grande tutte le ragazze del Volano Volley. Carlotta Petruziello al servizio. Petruziello, Orbinati. Tentativo di Nalin di Fedora Bellini. Braida. Subito leva al Muratta. Angelini tocca la rete. Braida. Federica Nonnati al servizio. Nonnati servizio, Piero Bon riceve. Braida. Orlandini, Emma Orlandini, 6-7. Punta Orlandini. Orlandini ha ricevuto Comotti. Murata Nalin, 7 pari. Monster block, monster block, monster block. Ancora Orlandini in servizio. E in campo arriva Late. Angelini salva Nalini in attacco, difende Orlandini. Braida, Bellini, Alice Bellini, 9-7. E diamo un'altra notizia bellissima del Volano, che la squadra della D ha battuto il Levico e quindi siamo anche in Serie C con la squadra giovanile. De Valmuro col tocco, 10-7. Monster block, monster block, monster block. Emma Orlandini al servizio per le biancorose di Luca Parlatine. Servizio out di Orlandini. L'ho già annunciato che il Levico è stato sconfitto e siamo in C. No, il porto. Ah. Braida, Bellini. Che tentativo da ambo le parti. Braida! The Wall Braida, 11-8. Monster block, monster block, monster block. Porto vince 3-0.
Deval, servito battuto, ha ricevuto Nalin, tentativo di Nonnati che non è andato a buon fine, Petruziello, Urbina, no scusatemi, Cavalera, fischiato fallo alla Duna Padova, 12-8, cambiato il libero, e Cavalera, Amaducic, time out, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palantenone. Giornata fantastica per il Volano Volley che con la Serie B1, anche se non finisce qua la partita, è già ai playoff promozione. La Serie C invece, la Serie D invece ha battuto il Levico e quindi è promosso in Serie C. Quindi è una grande giornata per il Volano Volley nel 30° anniversario. Quindi dopo festeggeremo questa giornata storica che entrerà nella storia del Volano Volley. 6 maggio 2023, playoff promozione per la Serie B1, promozione in Serie C per le giovanili della Serie D. Tarangelini al servizio per il Consorzio Padova, il Colle Consorzio Padova. Battuto, riceve Orlandini sul servizio, Braida nel lato Bellini, attacco e c'è l'invasione fischiata a Padova con, credo il tocco a rete è stato fischiato a Colombano, sì, 13-9. Dieci a 13. Servito battuto da Colombano su Bellini, Braida, Truziello. Dice Bellini, servizio battuto su Orlandini subito, Alice Bellini prende la ricezione Sbilenka a Padova e Orlandini non si fa prendere. Bellini, servizio battuto, ha ricevuto ancora Pomotti, tentativo, difesa di Braida, Petruziello, però Piera calzata, 16-10. Bellini e arriva l'out. La palla 17-10. Alice Bellini, time out, sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci.
per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Padova, un filo, 200 km collegano Padova dalla Parantenole, dall'Arena Biancorossa. (11 a 17). Dicevo, un filo sottile collega il Parantenone dall'Arena Biancorossa. La giornata storica, qui promozione, qui playoff, promozioni conquistati. Dall'altro lato i playoff che hanno visto uscire promossi in Serie C la nostra Under 19, Under 21. Federico Comotti al servizio, 12 a 17. Non finisce ancora questa partita. Braida, Brallini, free ball, Manetti, Braida, Petruziello. Si diverte e viene tutto più facile, come si dice. Servizio di Manetti, battuto su Comotti. Tentativo vincente di Nonnati. 13 a 18. Servizio vincente di Giudita Romano. 14 a 18. Allora, servizio battuto su Piero Bon. Braida, Petruziello all'indietro, un po' in difficoltà la Carli. Braida difende l'attacco. In due sulla palla, attenzione. Attenzione ancora. Nonnati attaccare, è out. 19 a 14. Allora, io ho letto un commento di un certo Fabio Antonello che ci dice che la partita è stata palesemente venduta, ma ti avviso che questa non è il calcio, non è la Serie A qua, è un altro sport. Nonnati stavolta è vincente l'attacco, 15 a 19. Però vabbè, venduta, ci siamo andati. E questo non è innegabile. Servizio battuto da Nonnati. Orlandini ha ricevuto. Braida, Petruziello difende Comotti. Tentativo, out. L'attacco, sì, di Federica Nonnati. Emma Orlandini, 20 a 15. Orlandini, servizio battuto su subito Colombano. Bella azione di Orlandini. 16 a 20. Servizio Nalin, battuto. Orlandini riceve. Braida, Bellini, Urbinati, no scusate, out. È out. 21 a 16. Scusate, Cavalera.
E sulle note di Maradona. Subito Colombano difende, questa volta Orlandini che non si fa trovare impreparata. Bellini difende Nalin. Colombano in bagger. C'è la free ball, De Val. Raida. Bellini. E vincente. 22-16. Mancano 3 punti. Tanto anche se finisce al quinto set e festa sarà, Piera, anche se finisce al quinto set sarà festa lo stesso, De Val al servizio. E out. Come vedete l'atmosfera è talmente rilassata che faccio anche uno scambio di battuta anche con chi è al momento in tribuna. Al servizio Sara Angelini. Silenzio di tomba. Battuto servizio, Piero Bono. Subito Braida! Che tocca la rete. Ciota 22. Sono innervosita da questa decisione, ma deve stare tranquilla che i playoff. Comunque Angelini. Mancano 2 punti. Federica Braida al servizio, che ora ha l'occasione di riscattarsi col suo servizio, che molte volte è micidiale. Braida. Che l'ho detto! L'ho detto! E alziamo il match ball. Ma ancora Braida. Braida al servizio. Battuto. (19 a 24). Sara Colombano al servizio. Ma pronte le ragazze qua, pronte ad entrare in campo. Colombano, servizio, out. E inizia la festa. Il Volano Volley 3-0 e i playoff presi. La Rotoblat Volano Volley fa battendo il Colle Consorzio Padova per 3-0. E possiamo dirlo, la stagione non finisce qui. Si aspetteranno altre. Se arriverò integro, Fabri aiutami tu, Allora, io direi che possiamo lasciare andare la diretta ancora un bel po', perché adesso qua arriveranno le ragazze per festa. Grazie Andrea Zeni, nostro scoutman. E Andrea, il tuo non andrai in vacanza ancora per un po'. Fabrizio Zava, il nostro regista. Salutiamo anche Alan Berlofa, che ci ha dato la sua attrezzatura. Grazie a tutti per essere stati con noi. Tutti voi l'augurio di una serena notte. Mi domanda perché
La risposta è molto semplice, calcola variabile. Forza ragazzi! Forza ragazzi! Andiamo tutti. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you?
l'ultima che appena capito